una primavera del 1961 e il gruppo Grotte stava facendo una normale battuta nei territori di Dorgali per la ricerca di nuove grotte. Dentro questa grotta, che era situata in una posizione rilevata rispetto alla valle, trovarono innanzitutto un focolare. Poi, andando un po' a vedere nel dettaglio ciò che c'era all'interno della grotta, rinvennero questa sepoltura, che si rivelò una scoperta eccezionale perché si trattava di una sepoltura neolitica unica di questa donna, che suscitò subito l'interesse degli speleologi. Ci sono parti e vicende della storia antica dell'isola, anzi molto antica, che in tanti non conoscono, come quella di Sisaia, una donna che 4.000 anni fa sopravvisse a una trapanazione cranica. Una figura particolare perché dal punto di vista archeologico è stata seppellita da sola, elemento non comune nel panorama cronologico dell'età del bronzo antico in Sardegna, e dal punto di vista antropologico aveva diverse patologie, ma quello che è particolare è che è sopravvissuta a un intervento di trapanazione cranica. Una piccola rondella ossea è stata estratta e poi reinserita, la rondella ossea si è completamente saldata, quindi è sopravvissuta anni a questo intervento. Un reperto unico considerato di straordinaria importanza che vale una visita al Museo Archeologico di Nuoro. Sarebbe il caso proprio che fosse valorizzata maggiormente questa sepoltura, unica nel suo genere, di una donna, probabilmente una sacerdotessa, che sopravvisse a una trapanazione cranica 4.000 anni fa.